Presidente Bolsonaro, oggi questo incontro che vedeva le prospettive di sviluppo per i porti di Capodistria e di Trieste. Lei ha lanciato una vera piattaforma di idee, ma che è progettuale ma anche concreta, quella che la Regione possa diventare una piattaforma logistica a disposizione di un'area transfrontaliera. L'idea che ci siamo dati oramai qualche anno fa, circa 4 anni fa, era proprio quella di riuscire a far sì che questa nostra regione trovasse uno dei motivi di unità attraverso questa proposta di questa piattaforma logistica che vedesse assieme tutti i nostri interporti, i consorzi industriali, quindi tutta la parte legata alla riforma dei consorzi e quant'altro, uniti da cosa? Da questo fronte portuale che parte da Trieste, passa per Monfalcone e arriva a Porto Nogaro. Questa capacità di leggere l'economia attraverso la logistica. È evidente che con il porto di Capodistria ci sono una serie di relazioni, abbiamo visto anche oggi nelle presentazioni dei due porti ci possono essere attività che riescono a integrarsi ed è evidente che a questo punto se si continua con questa collaborazione si potrà sicuramente ragionare in termini di una piattaforma logistica che si allarga e che quindi coinvolge anche Carinzia, Slovenia e Croazia. È altrettanto evidente che tutto questo va fatto attraverso una visione d'insieme che può essere una visione che non può che essere una visione non solo economica ma anche sociale e politica, quindi serve una condivisione d'insieme per far sì che poi ci sia questa applicazione concreta per quanto riguarda la parte economica. Presidente, poi ci sono i numeri dell'economia regionale in ripresa e soprattutto i numeri del porto di Trieste che assieme ai numeri di tutti i porti dell'Alto Adriatico registrano un traffico in grande aumento. Ecco, questa tempesta perfetta può tradursi in una vera opportunità di sviluppo. Beh, pensate solo una cosa, Rotterdam è il primo porto europeo, Trieste è l'11° porto, assieme Trieste e Capodistria diventano il primo porto europeo. Fatevi solo questa domanda. Se riuscissimo a mettere assieme tutta la partita logistica e tutta la partita infrastrutturale legata ad interporti, a servizi e quant'altro, che potenza di fuoco potremmo sviluppare come Nord Adriatico e quindi con una collaborazione transfrontaliera? È evidente che questa è una di quelle sfide che vanno colte in questo momento. Perché? Perché in questo momento storico finalmente Trieste viene riconosciuta esattamente come il porto strategico italiano, assieme a Genova da una parte, ma con un riconoscimento mondiale finalmente dell'Alto Adriatico come corridoio. E quindi l'Alto Adriatico sta diventando realmente una delle grandissime certezze rispetto alla movimentazione navale, a quelli che sono i numeri dei treni che partono dai nostri porti e a quelle che sono le movimentazioni economiche che stanno creando in Friuli Venezia Giulia per quanto ci riguarda, Capodistria per quanto riguarda l'altra partita. Quindi noi riteniamo che vada assolutamente fatto un ragionamento assieme, si continui a collaborare, ovviamente con una visione che è quella che mette il Friuli Venezia Giulia al centro di questo ragionamento.